Mi sono trasferito a maggio 2016 e mi occupavo di gestione commerciale per un'azienda italiana friulana e adesso seguo sempre la parte commerciale, però ho cambiato ambito, lavoro nell'information technology, nell'IT. L'idea era quella di trasferirmi in Germania, sono venuto qui, ho fatto un corso di lingue ad Oxford. Ho conosciuto una ragazza giapponese che è rimasta qui un anno e allora ho deciso anch'io di rimanere un anno. Mi sono trasferito da Oxford qua a Londra, dove ci sono ovviamente molte più possibilità, e ho iniziato in maniera anche casuale, la mia carriera in questa città. Mi sono laureato in economia aziendale a Udine. E grazie all'università ho avuto anche un progetto di studio in India che mi ha aiutato molto anche per il progresso della mia carriera lavorativa. Ovviamente a livello lavorativo si imparano molte più cose rispetto a quelle che poi si studiano all'università. Comunque è abbastanza attinente rispetto a quello che ho studiato, quello che sto facendo adesso. Posso dirti che per il prossimo anno e mezzo rimarrò qua, anche perché fra un anno e mezzo maturi 5 anni di vita qua a Londra, per cui posso applicare per il settle status. L'idea è quella di fare esperienza in qualche altro paese o anche rientrare in Italia. A me piace il Friuli, sì, è stata una scelta abbastanza dura, soprattutto all'inizio. Sentivo la mancanza di casa, proprio lo stile di vita. Mi piacerebbe rientrare portando le competenze che ho acquisito in questi al momento 3 anni e mezzo. Londra è un paese che offre molte prospettive dal punto di vista lavorativo, si impara veramente tanto. Ci si organizza bene sia a livello di vita quotidiana, ma soprattutto anche a livello lavorativo. Si utilizzano degli strumenti che in Italia ancora non vengono utilizzati nell'appieno, per cui sicuramente potrei portare dei plusvalori che spero vengano riconosciuti. Sono sempre stato di quella di fare un'esperienza all'estero. Io fortunatamente ne ho fatta una in India, una in Sudafrica e questa qua è la terza esperienza estera. Consiglio a tutti i ragazzi e anche ai più e meno giovani, anch'io sì, non è che sia giovanissimo, di provare all'estero almeno un paio d'anni, 3-4 anni, per capire tante cose, per aprirsi anche a nuove culture e approfondire anche certe tematiche a livello lavorativo che magari in Friuli non sono completamente sviluppate.